Cioè, a lei John. Tanto Capino non gliela acabava il suo discorso. Dai, sommerete. Io? Aspetta, silenzio, che Capino non gliela acabava il suo discorso. Dobbiamo acabare Tocca la fai tu. Io facevo la parte legale. Non c'è prezzo. Io non ho messo, se acaba idea. Troppo si è disciplinato. Dunque, spero che in subjetivo che ha vostri vai siate davvero contenti. Solo questi un apposento umano di riunione sì. Comunque fu PT, una famiglia da vettia, con la speranza che diventi manna. Si che uso c'era ancora accanto un amico che ti pia da un'altra sua. E Giovanni Cao e s'amico Lino. Quindi acabamos sul giro dei interventi. Questo è già a casco. Casco. Assicurazione. Gianfranco, ma ti dirà il primo volo? No. Dopo va. Quindi si che uso sul giro e poi vi uso un giunto dell'otto su mi pare a sommanco che ognuna appena una cosa mera positiva con una speranza manna ed è questo mi dà che mi commuovi si giurga me commuovi poi tammera se mi antaggiai spantavo prima e comenzai devo vedere si idea che bustiane testimonio che si rivereso saga panna delle riunioni nuragiche, sarebbe dei nuragi, adesso a Romana siamo in Sardegna, e in cui si mi canta tutto scapus, si mi canta po' vestas, po' guerras, e po' metas cose. E primo, po' certamente, hai 50 studiosi, mirate. E chi non ha tanto un incontro positivo, non vi sia manco uno più del gusto locale. Però a cercare vai, pensa se sei a tipo in tondo, a tipo enuragico, insomma. Quindi è un mauro che posso via contento dell'ottus, i segretari, i responsabili dei partiti del movimento che venivano, agradezco questo convito. Veramente mi ha fatto piacere e mi sono commosso. Dopo 50 anni di essere in un partito che per me che non li cambia, non esiste più. Grazie a mamma nostra. La mamma nostra è Teresa, che ci chiedo di dorrai a fare una cosa, poi vai dorrai con un partito glorioso, ma che è essa partito con un vei, perché tu sbagliavi, di dorrai a fare una cosa. Comunque, io ti ringrazio a tutti di loro e si chiuso con questo intervento con Giovanni Cao. Grazie. Grazie a tutti. Io farei un attimo di riflessione per ringraziare un santo. Paradossalmente ringraziare un santo. Questo santo si chiama San Tommaso Moro, Tommaso Moro. Voi lo sapete che San Tommaso Moro è il patrono dei politici? Non lo sapevate. E ha scritto un ottimo libro che è intitolato L'Utopia, dedicato a Erasmus da Rotterdam. E questo libro, L'Utopia, descrive la storia di un'isola felice. Un topo, un luogo che non c'è. E descrive quello che apparentemente potrebbe essere impossibile, che poi invece si può realizzare tranquillamente. E questa è la prospettiva che potremmo avere noi. Io lavoro per conto del Ministero della Giustizia ancora per 1 anno e mezzo
Quindi il fisio non è il caso di mandare la fotografia alla Digos perché almeno per un anno e mezzo, almeno per un anno e mezzo, finché non vado in pensione devo stare tranquillo. E tu la scatti la foto, così. Allora, sono la mia matrice, vengo dal partito Salvazione, poi quando racconto agli altri, improvvisamente è arrivato questo bambino prodigio, un genio assoluto, per carità allora ho dovuto soccombere e mettermi da parte. Un genio che scrive sulla Ciapichelli, fenomenologia del sardismo, allora sono rimasto. L'hai letto? Non l'ho letto per carità. Io l'ho letto, per carità. Per carità. Allora lasciamo perdere questo. Sono laureato in scienze politiche, mi sono laureato con un professor Stefano Pira, storia moderna, radici storiche dell'autonomia speciale della Sardegna. Non sto facendo un'apologia a me stessa, ho fatto un mazzo così per laurearmi, mi sono diplomato a 40 anni e mi sono laureato a 45 anni e ancora non ho finito perché sto seguendo il percorso di laurea magistrale in storia e società e nella fattispecie di tutto il percorso della storia della Sardegna, dalla Sardegna nuragica fino alla Sardegna contemporanea. Non nego di avere qualche difficoltà in questo percorso, però lo ritengo necessario e importante per la mia formazione, soprattutto per essere capace di dare risposte al mio interlocutore. Questo lo ritengo fondamentale. E questo è quanto. Ho avuto la fortuna di incontrare Bainzu, ma sarebbe stato anche incontrare qualche altra persona che avesse la stessa passione, la stessa forza che ci permetta di preservare in quello che è un unico nostro intento, cioè l'indipendentismo. Sono aperto con tutti quanti, non ho una matrice ideologica né di destra né di sinistra, sono soltanto sardo perché mio padre mi ha detto arrego da di gasese sardo e basta, e da qui è nato tutto quanto. Questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto, perché voi mi avete stimolato, Gravino mi ha parlato di questo signore che per me è stato importante. Placido Cherchi non era un docente di filosofia, era una cima questo Placido Cherchi, da lui ho imparato. Da lui ho incominciato a imparare che cos'è la filosofia. Placido Cherchi è un altro che manti vostro un conto, Cicito Masa, questi sono i miei due punti di riferimento per la mia crescita e per la mia formazione. Chiuso l'altro discorso, a proposito dello statuto. Lo Statuto Autonomo della Sardegna ormai ha 75 anni. Come funziona e come dovrebbe funzionare? Adesso sta funzionando con alcuni decreti attuativi, e la maggior parte con le sentenze della Corte Costituzionale. Io ho avuto due docenti importanti nella mia carriera in scienze politiche, uno è il professor De Felo di diritto costituzionale e l'altro è il professor Coino. Sono discipline ostiche per me, però il linguaggio, la loro forma, la loro trasmissione mi hanno fatto appassionare per questa disciplina. Quindi mi è rimasto impresso. Ora, lo statuto perché non funziona? Perché non sono stati. Come funziona lo statuto? Quali sono i criteri per far funzionare lo statuto? Allora, lo statuto è una legge costituzionale e quindi è una norma. La norma di per sé, non voglio fare lezioni, perdonatemi, però è quello che mi è stato insegnato e quindi lo voglio riportare. La norma di per sé è astratta e generale, questo è il concetto di norma. Per fare in modo che sia reale, che si concretizzi, deve essere trasformato in legge ordinaria, ovvero attraverso i decreti attuativi. Chi è che fa i decreti attuativi? Sono le cosiddette commissioni paritetiche. Le commissioni paritetiche sono composte da una parte della Camera, una parte del Senato e una parte della Regione. Queste commissioni si devono riunire insieme e devono decidere come trasformare una legge di rango in legge ordinaria. La maggior parte degli articoli dello Statuto sono sentenze della Corte Costituzionale. Questo vuol dire che non esiste la volontà politica di far funzionare lo Statuto. Questa è la verità concreta, per quello siamo ancora bloccati. È quello che so io in base al... L'ultima cosa, e chiudo velocemente, allora qui ci sono 4 leader. Il concetto di leader è uno,
hanno il cosiddetto carisma. Carisma vuol dire avere i doni dello spirito. Lo spirito non è una cosa spirituale, religiosa e cristiana. Lo spirito, i doni dello spirito sono avere la capacità di aggregare a sé utenze e persone per quello che fanno, per quello che dicono. Qui ci sono 3 o 4 leader. Allora vi invito da soli, questi 3 o 4 leader, mettetevi d'accordo, andate verso una convergenza e, come si dice in sardo, quagliate qualcosa. Mettete un po' da parte il vostro essere, il vostro io e quagliate al fine di raggiungere un obiettivo comune. Io non ho nessuna proiezione di carriera, io voglio soltanto raggiungere la mia identità politica, identità indipendentista e lavorare perché sono stato formato in questo senso qua. E un invito a voi, leader Bastiano, Bainzu, Adriano, Gavino, incontratevi anche per costo vostro, Claudia, organizziamo qualcosa, veramente è l'unica soluzione. Questo è quanto. Vai Gio, No. forza cosa. Gianfranco Cau. In fondo, sul contrario. No, la prima provocazione, vedete se quando tu pensi un disfattista e casinista, comincio subito. Di solito classicamente anche. Esatto. E adesso che cagazzo, però confermo, salvamo. Per cui questa storia delle sale elettorali, voi che erano un'altra volta, dopo pensavo, ma conoscendo il Sadros, lei che lo sconosce il Sadros, poi si conta Twitter, lo sconosce bene. Crasi passa con questa legge elettorale. Canto 277 partiti su nascita di incrasi, evitando un certo sbarramento del suo 5%, e si la sicuro. Poi discutevo e pensai. Prima, dalla sera, noi siamo un momento di guerra, penso di tutto. Quindi il suo problema è a sa base, è su usato, e fai stati incrasi che ottenendo la cancellazione del suo 5% di sbarramento, 276 partiti sono posti di dualismo, 1435 partiti sono posti di magia. Devo dare una interessante sui senendi due. Devo dire Da che- crusum di nascinti, su essere, che su il dibattito. Il dibattito è aperto e cresce, è produttivo. C'è chi sta in ora, andiamo a vedere che in Google come ti Quando stanno qualcuno sto mangiando, quando qualcuno sto mangiando a Nau, 100 basta con la cosa del 100 gonca del 100 berritas. Il motto centrale dopo difendo in consiglio regionale e a Punau che a 100 volte parte sul fatto che storicamente non mantina buonoso uno e quindi però che non su da sumeuso 100 volte Olinai che ampliauso sul momento di democrazia. È giusto, non è non cadente Il nostro problema che l'ha detto Gianfranco non è che dà con interrotto. No, Tu la si no, il nostro problema ci vuole perché l'occasione con loro quindi da now non è il suo problema nostro e poi subito dopo sta intervento cadocca da cantare il momento di sintesi è la sintesi che a noi manca. è difficile di noi che abbiamo vinto 23 partiti, 27 partiti sul movimento, mi immagino stare in crasi Ma da contraria sul fatto che sa gente giorni deve si cambiare il domo, questa deve essere mera romana, poi cominciare a campo sportivo. Ah, Va bene. Scusa Giovanni, i due mi ha salvato questo attovio, ma da Pacennao prima. In due aposento mammi a Nao, due arrivano, questo che vanno abituati a fare polemica, a vecchia senza così. E non ti lasciano manco vistionai, è la verità, sia a prescindere che sia da uno che vende a destra o uno che vende da vanno tanto può e tali Bolsonaro. No, può diventare la prima donna, poi se hai Zancas, c'è un altro problema loro. la periferia vai, pensa con il suo consiglio di Pietro Casula, su primo, dove vai in famiglia, ecco, con me sei una famiglia seria, con la speranza che diventi il manda questa famiglia, e come ti piace non ci sono nei giornalisti, che trasformano qualsiasi cosa. Non c'è da de gustos abettiosos. A volte si abbettia pare che aiuta pure in suo discorso di aiutare, però in questo caso la polemica non serve.
No. Quindi mi pare che si sia usato Però perché questa cosa lo pensai e un altro dia su garravo a pizzo di questo argomento ora. Perché no, non deve essere usato fuori e ci va stato su. Devo penso quando c'è il stato, state in casa si sgabbiano tanti bisi simboli, partite so. Perché ognuno pensa che questo zero. Non uso impiccante il casero e tu. Ne hai il funde. E questo ragionamento porta all'impicco. Ma ti sei onesto. E poi troppo che tanto una pensa. Il sabato lo so. E tu sconosci una vita che ha provato mille e mille di succede che ti ha provato il sapere. Quindi ha passato 10 mesi del sabato in ogni situazione. E feste, comitati, organizzazioni. Tu sconosci, c'è un cristiano, tutta la sua vita. Te ho 50 anni e passa a fare. Vivi un suo circo con Benito, con il mio commesso, da roulotte, da poi bio di Sardegna. Ecco che non chiede. Devo usare un uomo di circo. Sei un uomo di circo. Il mio commesso mi ha avuto uno shock, mi stava avanti, mi ha avuto un coccodrillo imbalsamato, è stato un Benito Spollinco. Insomma, comunque ti dici là, sta in 3 notti vivo infarto. Comunque partivo sulla Sardegna, la conosci. È stato su punta Ici. Comunque questo c'è la pochetta in gola e poi devo discutere e pensare con te. Spero che non sia da Ici. Poi questa cosa che non c'è tempo, chi dopo andare a me, le selezioni si punti già 8 mesi, 9 mesi. Chi non rimane su sgambette, punti prima ora, non c'è tempo di sommettersi punti boccenti, devo uscire cose che probabilmente non c'è nessuno, manco l'ho usato sempre. Ad esempio, ho usato serie del SRVM non riesce manco su uomo di Domus Novas, che risulta del suo ingresso anche per mettere 5 chilometri su de gallerias, stradas e depositus, a terra. Non riuscite né sul comune di Domus Novas né sulla regione Sardegna. Chiaro? E non sei uno che si deve mettere discorso. È una questione che tengo tutte le testimonianze, però non questione per limiti. Ok? Buon. A Santa Giusta, su Porta di Santa Giusta, che sarebbe Porto di Giustano, Nanta, c'è una domanda che hanno fatto, San Mattesi, organizzazione criminale che ha denominato Draghi il miglior trainer mondiale, e hanno preguntato da 100 ettari minimo a 200 ettari possibilmente fronte al mare, il subordo di Santa Giusta, poi te vai 1500 valli eoliche da 300 metri su, a Porto di Sardegna, Italia e Europa. E questo non riuscì nessuno. Lo so sicuramente dall'interno, non è che mi invento le cose, sono le mie informazioni. Possibili. E tra l'altro azzerata completamente questa possibilità che il supporto di Stange sia uno sbocco industriale con l'economia locale su via. Sì, tranquilli. Ma questo progetto è depositato lo so. Tranquilli, c'è tutto. Non riuscì nessuno, riuscì su chi 2 anni e da avere informazioni. Ma qualcun altro lo saprà. Qui da SRVM riuscite? No. Azul è nuda su esibire in Suso, noi andiamo adesso 4 volte a fare casino SRVM, su esibire la vesseria, è azulta su casino e non riuscì manco su comune di Domus Novas, che tutte strade, depositi, su giranti in mezzo, su macchine, cioè azulta non riuscì nessuno. C'è molte cose che non si devono e non si va a prendere più se vamos, in ogni maniera, ogni dì, e quindi non c'è più tempo. Quindi non ci viene tempo, però non ci viene tempo, già quando ho preso le elezioni di 4-5 anni fa. Adesso l'ultima volta appoggiava Mauro, va bene, tra l'altro perché stavano stati sicuri che gli amici sono usati a parte Mauro, eccetera. Io sono in scasino su uso, non devo dire ma esatto pure, perché anche non tutti in stand-by, che stanno usciti da Mauro. Non è che c'è un'altra voce a teatro indipendentista, sappiamo meno indipendentista che manca, poi mi dispiace. Però che stiamo pure come CSS, comunque sta CSS, si può intendere avere questa CSS a distanza, quindi è importante che ci sia la distanza, che tu vai un punto centrale in distanza, che sia dell'aggregazione di tuo gusto, che sia la possibilità di presentare un libro alternativo, che sia da De Zampa Maras, che sia da De Baizevilio, che sia da Francesco Casula, di presentare un film alternativo a Pizzo, cioè vai cultura Sara, qui voi arrivate al suo stato punto, è trado, qui non si poteva fare tutto sotto le e poi incontro pure, cioè impari per Gavino, con Bastiano, con Bustiano, con Claudio, con tutti i leader del partito. Il suo problema, chi non è pronto, usa ancora, non spaga ancora il leader, è solo per usare. Cioè, commenti Garibaldi e Ananao abbiamo fatto l'Italia, dobbiamo fare l'italiano. E non ce ne va i Sadros si muovono, il blocco della Palestina grezzo, ma grezzo e scimpro. Non è che lo offendo solo per mio, perché mi tocca a Sardegna, però in questo momento su non c'è, esti completamente a terra, non tiene manco cultura, dignità, tanto azzerato completamente, devo la cosa più piede ancora, devo essere nascere cristianizzato, scettizzato, voi a poter imparare italiano,
grazie a Dio tu ci leggi e scrivi, però fino alla forzatura è maestro siciliano, napoletano, calabrese, su che ti parliamo. Ti scuriata pure che dice bestia da cristiano italiano. Allora, questo da parte, a parte come io dicevo prima, con tutto su popolo usato, tanto azzerato completamente, tutto su che sa, è un svilimento totale della dignità. Che sia questa lingua, che sia questa tradizione, tante naga non esististe, che tu non tieni questa lingua, non tieni questa cultura, non tieni questa tradizione, nulla, tu non sai nulla. Sai che qualcosa del suo marzo del 1861 grazie a questa Italia. Lo ci dico che tutto allora. Il suo problema è, come ti sono detto, il suo popolo non è pronto, perché il suo popolo è un blocco grezzo che deve si triballare e c'è un tempo. Deve leggere quello gente, dopo tu devi andare per questa gente è distaccata dai usati, dal contenuto, dei leader, dei partiti sardi indipendenti, è staccato, è atteso. Tu devi andare in mezzo a questa gente, e cioè le 2 o 3 anni del riballo minimo, che è un riballo che dopo con notto, qui tra 4.008 e forse varie migliaia di 8. Dalla giovane migliaia di concerti su Vattus. Passava che migliaia di disi borse di ogni tarchiazza d'uomo e di spassare con un comunità, con un'organizzazione, con un dobro loco, che non è questione di questa gente. Funti sbugios. Però a intro, nonostante tutto, è una cosa incredibile, è come tu vuoi in visita, tu ci dici, ma risulta che ancora, solo si vede che dopo della terra. E dopo si andava in mezzo dei Issus, in mezzo dei Sadus, ad un questionare non dei politici che desidero diverso voto. Chi non ha votato è stata autodeterminazione, maninchetta è stati liberi. Chi ha votato anche nulla, nonostante ci sia su meglio su questa gente in Sardegna, tutto sommato, con tutti i difetti che avevo tempo, Deus comunque che Deus comunque stava più bella di questa terra, e scrivuti in questo ambito indipendentista. Nonostante l'uso, questa gente lo so votato. E poi punti imbambolato completamente rimbambioso di questa offerta che è troppo, quando c'è come tanto sul supermarket a te 10 prodotti per la pulizia delle mani, 10 prodotti non ci si carica, capito? Allora questa alternativa a su centro-sinistra, su centro-destra italiano fonti 2, 3, 4 e 5 a Salvini non ti votato manco, non ho votato nulla. E chi c'era? C'è tutta gente bella, te avevo delle giubilazioni, questo che ha fatto Issa, questo che fa Isso, scusa esatto, ma stiamo di chi è stato esponente del partito, è stato uso in vista, no? Non che esatto, devo assurdo che vale che qualcosa non entro. Però non hai, a fronte di 7, 8, 10, 12 leader del partito, e non si tirare lì, e stasera voi a votare a uno con 0, e mi cambia, come ti hanno Vladi giustamente prima. I 7-8 che pure si sbatti, adesso per esempio si chiede la battaglia che ha fatto quando era onorevole ai tessere io, andava lui, ai tessere io, a nulla, c'è vita stesso, uno 0, e mezzo, 60 paroccos che comunque avanti su Roma, chi Roma va di su i multinazionali si diceva a Patabiero. E a Salvini, da 9 ore, guardi, non sai se nulla in cui diceva a Patabiero. Quindi il problema è, non sevi. Ecco, questo che dimmo questa legge elettorale, eccetera, che vediamo che si dà una frantumazione ancora dei propuri, e addirittura provocatoriamente, questo è un noto cagacazzo, una volta devo votare su 20%, insomma cosa vuole imparare a forza? Cioè, Bonai, che non fa adesso il risultato del numero, purtroppo ho fatto su scientifico pure, ma ti parla questo numero conta. Non puoi andare, chi è che governa? Che vota intro, non è manco questa minoranza, che non è minoranza, figurati conta di chi non è manco in minoranza. Nulla. Quindi se l'unica possibilità di entrare a intro e a capotare cose, dici già, è una possibilità a Susano. Italiano o sardo? Cosa vuoi? Hai guida a cara di già, scegli questa possibilità. Voti italiano o voti sardo? Stop. Questa gente ora coltivata in domo sua. Non bene siete dei stabilizzati, devi andare in nome solo, e in cui mi viene un progetto, un'idea che dopo sapete che ha occupato in giro con centinaia e centinaia di vesti solidari, che è una formula che si vuole applicare a questa numero di gente che è tutta partisana della Sardegna, che tu devi andare praticamente in domo in solo, bida o bida, organizzare una giornata che sia tu non hai, dopo si pensava a un vuoto tipo festa sarda. Questa festa sarda, che poi tra l'altro è interpretata in italiano pure, festa sarda, e tu volta in Sardegna, tutto il supporto, tutte queste conoscenze che hai di lui, alternativa, culturale, storica, in cui passa su una D o due, se due B, e si va a dire che c'è questa gente, che c'è una cultura diversa,
poi si va alle presentazioni del libro, proietta un film, dopo si acaba con uno spettacolo ora in due palco dell'artista che vanno a salvarti due. La prima cosa che deve tirare intro tutti i produttori locali, quindi che organizzare triballuccioni, gare ballare, che deve organizzare squadre che prima, un mese prima, o le vai ipotesi da sparare, ma moia, deve fare ma moia. Un mese prima parte questa squadra che anda da Cristiana su comune, a Cristiana Carabinieri, autorizzazione, etichettato, nelle varie logistica, eccetera, e che sono tutti i produttori locali. A chi va di vino, a chi va di vino, a chi va di maschera, a chi va di linna, a chi va di ogni altro tipo di produzione locale, ed aggiungere. E cioè tu vai a partecipare a questa cosa, quando tu dici fai, vai, e pure, non sei se devi prendere borsa tipo conquistadores, cose del genere, a sudamericana, sei in mezzo a isso, chi ti fa comprendere che c'è un'altra vita, c'è un'altra alternativa, c'è un altro tipo di gente che non conosce nemmeno mai Sardegna, che ha salati in sopra. Quando di Indianza, di Sardegna, quando ha fatto questo triballo, ha salati due. Non si è detto bisogno, manca da vai lezioni dell'indipendentismo. Che voi, quando imparate questa cultura sdata, su che non imparate nelle scuole, sa storia, sa archeologia su che è. Tu di Indianza, sei un pizzato, un indipendentista. Un'amica mia che vuole partecipare a fare questa CSS a distanza tra l'altro, ma no, già fra, io avevo tutti i bambini che avevo a scuola, a cui ho insegnato, ora sono tutti uomini, sono tutti indipendentisti. Scelte indipendentisti, non indipendentisti, ma spiritivi. Indipendentisti è una cultura che non siete da manco che esiste, una tradizione che manco siete che esiste, una lingua, una storia. Uno va a seduto dentro da intro, e se non iniziate a pensare, tutto lì. È un riballo pesante del vai, e cioè tu sei resano, ecco che una chitarra. Può affrontare un riballo di civiltà inutile, tu hai andato alle elezioni, ma non c'è chi ti porta, gente che non ci rimane in detto cristianamente, gente che non lo dai da intro. Il suo sentito è un'altra cosa, il suo sentito, parte del noi, e deve creare ora un messaggio che non diventa manca piccolo di sentito, non ti mischietti, non ti abbandonati, non ti animaletti, cioè, deve ti cercare al pai, lo fai campagna. Tu devi creare, sai? Ma posso, no scusa, posso dire una cosa piccola, proprio piccola, però perdonami, ma poi perché a me sembra, un po' perché vi conosco, un po' vi ho conosciuto adesso, che qui siamo un po' tutte persone che tutti i giorni fanno questa alfabetizzazione del sardismo, no? Che non può giustamente ridursi in un mese, ma non si può ridurre neanche una festa, una moiata, 2 settimane, cioè. Io credo che ognuno di noi tutti i giorni parli del sardismo, e cioè l'importante è essere presenti in tutti i paesi, in tutte le realtà, essere presenti e fare quello che abbiamo sempre fatto, perché noi non è che ci dimentichiamo chi siamo solo perché siamo, cosa ne so, al lavoro dentro la regione oppure da un'altra parte. Noi continuiamo sempre imperterriti, c'è chi insegna, c'è chi fa... No, ma infatti noi dobbiamo essere molti, su questo ti do ragione, noi dobbiamo essere molti. Però non è che fai una manifestazione e abbiamo risolto il problema, no, anzi quella è calata dall'alto. Non in ogni vita, cioè nel senso di andare tutti i vita, sapete o vita. Noi continuiamo a fare quello che stiamo facendo allargando il cerchio, cioè cercando di fare in modo che anche gli amici riescano ad aggiungere, però non lo so, volevo solo fare questa precisazione. Posso dire qualcosa o avevi previsto una No, Sarrai con il suo intervento e poi ognuno con il suo intervento Giovanni. Caro Giovanni, ti volevamo domandare una dita pazza qua, dopo una varietà di secondi. Che appena nato, che devo usare una vita che rendi, poi ci arrennesci a fare tutto su gli asi nato tu. Però su chi narauso tu te puoi tradursi in fatto. Tu idea sta proponi, questa domanda è questa. Però ti voglio ricordare un'altra cosa pure. Tu hai fondato un gruppo che a me mi andava bene di essere di accettare È provocazione che si fa. No, tutte provocazioni. Tu hai fondato un gruppo che a un certo punto stuzzica tutto. Una provocazione. La provocazione. Allora, devo accettare, poi per i tempi giusti. Tu sei amministratore, mi hai fatto pure un moderatore, grazie dei sonori, però
che non so, insomma, poi ti devo formare questo gruppo, in modo che facciamo, se comprendi, a tutto il responsabile del partito su desionai una controlladetta. Mi capisci che usaici, sa Sardegna fonda di adero. Ora, siamo già 400 persone che devo pensare, cioè poi stigare vago il responsabile desionai vai. Mi pare che oggi è partita proprio, non è che ora ne peso su neonorizi, poi organizzato questo, non è che non è per Pietro Casula, ma da venia prima idea dei Bustiani, quando si è invitato però a sta sala delle riunioni, a quando si veniva con la gente. Ricorda, zona canto orta ti ho mandato, donami tutto, poi ti devo lì a fare, poi arrivavo a me, Pietro, e questa cosa è andata innanzi, e ripeto che mi va in me la precedi, ma cai, mette il naso l'occhio e non è così, mi dispiace, poi sta Sareso, tante volte un viaggio, e Gardino, e Baenzo, però questa prossima devo m'auguro se c'è il sesso ristante speranza. no, va bene, noi devo un tempo sia un organizzatore se devono fare tutta satta dice che devono prendere per una parte sta roba la fai bene e io sono capo l'intervento Pietro Posso? Sì, dico, sottoscriverei non tutto, ma qualcosa di quello che ha detto, come si chiama? Gianni Capo. No. Gianfranco. Giovanni. Lei Gianfranco, cominciato però a è vivere. Francesco Mi è piaciuto quel tono pessimistico finale perché non mi piace per niente. Però nel suo stesso pessimismo ha la risposta positiva. Perché? Perché i sardi che non vanno a votare, ho sentito prima che era tra il 50 e il 60%, perché non vanno a votare? Perché hanno lo posso dire, santissimi di tutte queste che promettono, ma rimangono solo promesse e non succede niente. E allora se tu vuoi vincere o hai uno straccio di programma, una visione, un progetto, altrimenti non vai da nessuna parte. Per cui è vero che il tempo è poco a disposizione, ma se lavori soprattutto su queste persone che non credono più nella politica, che per noi la politica è solo servizio, no? Allora non avrai mai successo. Ma siccome io sono abituato a fare progetti, sviluppare strategie e attuare queste strategie, e allora ti posso dire con sicurezza che se tu offri qualcosa che gli altri non offrono, vinci di sicuro. E allora io dico che se ti vuoi presentare con un progetto nuovo devi avere soprattutto tre cose: persone che sono preparate, competenti e soprattutto che vogliono lavorare per la comunità, non posare bucciacca. Che questo stiamo facendo già decenni. E allora devo offrire qualcosa. Molti dicono, tocco solo 2 punti, che altrimenti non voglio fare la lista dei problemi che la Sardegna, che le conoscete molto meglio di me. Ma per esempio dicono i giovani domani, no, i giovani sono oggi, domani sono vecchi. E allora il giovane di oggi, se vuoi che metta su famiglia, no? Che faccia su una casa, che dia l'avvio a tutte queste cose economiche, cosa gli devi dare? Una sicurezza per il futuro, che qui non esiste. Per cui incomincia dalla scuola, dalla formazione. Non crediamo a gente come l'ex ministro Cingolani che dice da qui al 30 investiremo 15 miliardi e da 10 a 15 mila posti di lavoro di altri specializzati. Ma ma dove li trovi? 15.000 operai specializzati, ma ti stanno prendendo per i fondi e tu, bravo! E allora io ti faccio un esempio di come io, nella nostra azienda, faccio crescere i giovani. Allora, c'è per esempio questo sistema, nella nostra azienda formiamo giovani ragazzi, non sono tutti diplomati, ma anche quelli che hanno solo la terza media. Lì funziona così, che già dalla terza media, 2 volte all'anno, i ragazzi e le ragazze hanno la possibilità di visitare il suo studio, o nel suo studio o nella sua officina, per farsi un'idea di quello che vorrebbero fare domani. Poi per la scuola, fanno un piccolo rapporto e via. Quando finiscono il terzo anno di scuola, si ricordano che da lui hanno lavorato, gli piace la banca, gli piace l'officina, gli piace la cosa, e si fa un contratto di formazione professionale che dura 3 anni. Ma già dal primo anno questo ragazzino di 18 anni porta a casa
700-800 euro, è assicurato e c'è i versamenti per la pensione. Nel secondo anno, che è in grado di svolgere almeno il 50% del lavoro del qualificato, ne prende già 900, 800, 900, nel terzo anno ne ha 1000. Fa l'esame e poi porta a casa 2500 euro. Pensi che questi giovani non abbiano possibilità di fare progetti e via dicendo? Certo che sì. E noi, siccome siamo una società leader nel mondo del punto di energia, ai giovani in 3 anni li portiamo dalla formazione professionale che comincia con mestiere, specializzazione e laurea. E quei ragazzi ce li teniamo noi per la sicurezza del successo della nostra società. Chi è che ti offre qualcosa del genere qui in Sardegna? Nessuno. Per cui è inutile fare campagna elettorale dicendo questo disgraziato, offendendo quello di destra e quello di sinistra la stessa cosa. No, i devi proporre qualcosa di positivo. Ma se tu non hai le persone che siano loro stessi preparati, che non raccontino storielle o balle, per dire così un po' volgare, non smuovi nessuno, neanche se viene Gesù Cristo in terra. Non ci credono più. E allora, siccome io sono convinto che il politico ha bisogno del popolo, il popolo no, apposta è stare reagiscono, non capisce il popolo. Per cui diamoci da fare. Io sono sicuro, io non vado in campo per perdere, no, mi preparo molto bene prima perché voglio vincere, perché entrare in regione però non serve assolutamente niente. Che ha fatto l'esperienza anche Gavino. Cosa ha fatto Gavino? Ti hanno fatto un mazzo così, risultati zero. Ha perso anche un po' di salute. E qualche capello è diventato bianco prima del viaggio. Così, diamoci una scossa. Se proponiamo qualcosa di sano, fattibile, soprattutto con persone che sanno quello che dicono, sicuramente diciamo un terzo polo che non ha niente a che fare con la Lega, che qui in Sardegna la Lega per me non ha niente da cercare. I sardi sono in grado di garantirsi da soli, con chiaro, cuore. Tu non puoi fare cose senza dire, no? Aggiungo che il terzo polo va costruito così, dandogli un nome unificato in tutta la Sardegna, anche per le comunali. Sì, certo. Cioè ogni comune deve avere la possibilità di votare il terzo polo. È quello che dico, capito? Perché anche i comuni hanno soliti schieramenti. Ora le chiamano civica, ma lo sai già che sono di area del centro-sinistra o che sono di area del centro-destra. Sanno benissimo che i partiti sono un po' schedati, allora la chiamano civica, ma si sa là. Il terzo polo, dategli un nome, diamogli un nome unificato, unico in tutta la Sardegna. Ogni comune saprà che alle elezioni puoi votare il centro-sinistra italico, il centro-destra italico o il terzo polo sardo. Boh. Benissimo. L'altro punto che avevo accennato prima era l'energia. Adesso qui ho detto in apertura che mi pare di rivedere la ricerca dell'oro. Allora, probabile che qualcuno di voi non sappia tutte queste belle cose che ci sono in giro, ma so di preciso che tutte le settimane si vengono presentati circa 30-40 nuovi progetti, sapendo che in Regione Sardegna esistono già dei progetti che partono dal 2011 che garantivano alla Sardegna produzione di energia rinnovabile e emissioni di CO2 zero. Mi spaventa un po', però nello stesso tempo mi fa capire che c'è molta corruzione. Continuano a lavorare così perché? Perché il sardo non è informato e la politica che abbiamo votato per governarci ha solo interessi personali e infatti qualcuno cammina non con la schiena dritta ma con la schiena tonda che è piena di cose, no? E allora, per farvi un'idea, qualcuno mi ha detto scusate siamo nella cacca, allora pensate di mettere per un momento al lato tutte queste nuove proposte accettate o quelle che qualcuno sta funzionando. Pensate alla Sardegna che ha 3 centrali elettriche, una funziona a carbone, Portovesme, un'altra con l'acqua dei fiumi, la terza è a casa sua, vicino, a San Roque, che brucia le schifezze della produzione dei cosi. San Roque, sì. Produciamo tanta di quell'energia che il 40% di quella viene trasferita al continente. Ora, con tutti questi progetti, attualmente, vado un po' così a memoria, abbiamo una produzione di energia che raggiunge i 28.000-29.000 megawatt. Produzione che basterebbe per una popolazione di circa 35 milioni di abitanti. La Sardegna ne ha solo 1,5 milioni. Ora, a
questi si aggiungono anche quelle della rigassificazione, quello del metano, non servono a niente se non a desertificare il territorio. Ora, questa energia che viene prodotta, cosa succede? Abbiamo solo 3 cavi per portare l'energia prodotta in Sardegna in continente. Il SAPEI, che può trasportare solo 1000 megawatt, 1000, il nuovo Tirrenia Link che andrà in funzione fra qualche anno e la sua potenza di trasmissione è altre 1000. C'è un altro piccolino di 400, summa summarum 2400 megawatt. E degli altri cosa ne fai? Siccome in Sardegna non ci sono neanche strutture che possono immagazzinare questa energia prodotta, cosa succede? Che la dispersa, non si può usare e noi la paghiamo, perché questi signori hanno gli incentivi che gli dà lo Stato, ossia noi paghiamo per un qualcosa che non possiamo usare. E allora perché succede questo? Perché i nostri politici mancano questi piccoli cose dall'inizio, preparazione e competenze. Allora questi che di noi se ne fregano, non succede, non gli interessa niente. Per cui ho visto qui venendo tutte le volte che c'erano estensioni territoriali incolte. Ebbene, noi abbiamo dei metodi di produzione di energia che coinvolgono anche la produzione agricola, con emissioni 0, sono tutti documenti che sono presenti anche in regione, che darebbero lavoro al contadino che non sa più cosa fare e agli utenti energia a costo zero. Abbiamo in inverno anche problemi di riscaldamento delle case. Noi abbiamo offerto alla regione Sardegna o anche al rappresentante alto del PD della Sardo calore a 2 centesimi a kilowatt. 2 centesimi a kilowatt. Energia elettrica a 15 centesimi a kilowattora. 15, cosa pagate? 50? Le soluzioni ci sono, però se tu non hai qualcuno che capisca quello che ti propongono, rimane sempre così. Ingrassa a noi, ingrassa a Inguni, e io ho avuto questa esperienza schifosissima che in tutti questi incontri che abbiamo fatto qui, specialmente in Sardegna, c'erano sempre 2 momenti, quello ufficiale e quello ufficioso. In quello ufficioso arrivava immancabilmente la richiesta, cioè si ricorda il pensierino. Non sapete cosa significa, no? Per cui io sono sicuro che noi sardi siamo in grado di salvarci da soli, siamo in grado di portare al voto tutti questi che non vanno perché sono schifati da quello che è stato offerto, però bisogna parlare chiaramente chiaro, ha ragione, bisogna andare lì, bisogna andare da loro, non aspettare che vengano e fargli capire che le possibilità c'è, bisogna tutti darsi da fare. Io ci sono, anzi noi del Movimento per la Sardegna e Sardegna nel mondo ci siamo e noi siamo nati nel 99, abbiamo sempre dato una mano a lui, una mano a tutti quelli che pensavamo avessero veramente idee chiare, perché io ho sempre detto, se tu ti metti al fianco di qualcuno che vuole rappresentare gli altri, devi saper fare. E siccome allora c'erano solo tanti di quelli che dicevano di saper fare, ma effettivamente gli interessava sullo stigetto, no, ufficialmente ci siamo presentati solo da volte, abbiamo accompagnato solo, abbiamo accompagnato lui, abbiamo accompagnato Midia, abbiamo dato l'appoggio, ma del nostro movimento non è mai stato nessuno, anche se qualcuno più volte addirittura mi hanno messo anche una volta in lista capolista senza che non sapessi dove. Così funziona purtroppo in Sardegna. Se noi vogliamo cambiare ci sono, ma è l'unica possibilità, un terzo polo che lavori per la Sardegna, punto, basta. Ce la facciamo se ci mettiamo, no? Sì, è dura, è dura. Lo fuori ti avevo detto. Sì. Con l'augurio che questo attorio sia da supremo di una serie di incontri produttivi. Tu come presidente dei Sardos, e tutti se ne chiamano Sardos nel mondo, tesi questa possibilità chi ci riesce a fare te fa una pubblicità di manna possa del ranzone ma che sia anche in Australia o in qualsiasi luogo. Certo che sì. Te avrai una mano giù di su sport? Certo. Perché io sento questa richiesta, questo desiderio non solo all'estero, anche qui ci sono tantissimi giovani ragazzi che per me è una pazzia, che vengono preparati nelle nostre università, però non trovano sfogo e
devono andare fuori all'estero. Lì viene riconosciuta la competenza e viene logicamente pagata. Qui vieni solamente sfruttato. E devono definire questo schiavismo autorizzato. No? I nostri giovani sono capaci, solo che non sono qui. E io quando sento che un altro paesino è stato abbandonato, che non c'è neanche un posto di soccorso, viene da piangere, perché è una cosa assolutamente, in un paese civile, inconcepibile. Non può essere che mancano queste cose basilari, non è più democrazia. Abbiamo ricordo che in un certo periodo tutti questi emigrati venivano con qualsiasi politica o regionali venivano a votare. Ad un anno che questa regione ti ha fatto disdonata una sommigetta non fatta il rimborso del viaggio, appunto con 40 anni su sai c'è ancora, quindi, però non si rimborsa la scelta sul viaggio, questo è uguale. Invece il primo e venivano tradotto, poi ti andai approfittando del suo voto, poi visitare la famiglia, poi avrai una gita invece di 2 sopravvenisti. Invece se poi mi pare che avevo sul penultimo presidente regione di avvocato e ha cambiato Sandei. E dei gusti emigrati poi non dire manco sa metà di. Quanti sono? All'estero? 800.000. Cioè fanno praticamente... La vostra associazione quanti ne conta? Sono diversi, sono specializzate, sono 35 diverse società economiche diverse, ma in tutto siamo 482. Iscritti alla lista elettorale? È un altro numero. Ah, ok. Un altro, perché ci sono molti sardi all'estero e non sono registrati. Comunque la maggior parte sono iscritti tutti all'AIRE. La cartolina arriva sempre, non a tutti. Comunque se curva umana, quanto mi risulta, poi è sponsorizzata. Le risonanze sono portate, secondo questa competizione elettorale, da votare in loco oppure in politica, oppure venire in noi. A me mi è capitato, veniva un Zenreso, con la cartolina, mi ha fatto il ridotto, poi devo pagare subito. Ma è giusto, ma ha fatto bene, questa cartolina, questa scheda che ha votato in Germania. Per le politiche nazionali sì, possono votare o all'estero per la Sardegna. O per la Sardegna no. Con le regionali no. Le regionali no. O vengono prima si deve politiche. Per le politiche è la stessa cosa. Però veniva anche per le regionali e si donata una come sì. No. Un po' Per le regionali sì, però non rimborso spese e qualcosa in più. Ma per le politiche no, perché possono votare là. Avevano la facoltà di votare là o qua, dovevano fare la domanda 1 o 2 mesi prima. Sì, ma 40 anni che non veniva. Sì, ma per le regionali è sempre stato così, solo per dire Tiene per forza in noi, invece questa politica se non fu obbligato a venire. No, ma è cosa che sei onesto. Sono la stessa cosa. Vabbè, deve essere una battaglia a fare in modo che queste persone possano votare lì anche per le regionali, perché molti voterebbero. Quindi un altro punto nel programma. Lì c'è questo. Vabbè, come te nos organizzamos como? 15 minutos a testa, poi insomma, devo fare una cosa ordinata, no? Cioè, la parola 15 minuti a testa a chi è... A chi non interviene, logicamente, interviene tutto, a chi non è Franco, tu... Ah, Franco dovete andare a nome delle Saccasco. sì, rappresento Cascom, ma non so come vicepresidente Cascom Impresa di Sardegna, è un'associazione che tra l'altro ha in sede di SACSS, partecipa un meta ai eventi, alle manifestazioni che fa in TIS, come TIS partecipa ai eventi che conosco. Una curiosità, l'unica associazione in Sardegna, riconosciuta da questa regione naturalmente, che ha sempre iscritto qualsiasi tipo di comunicazione con questa regione in sardo, sempre, fetti in sardo, su bilancio, rendiconto, l'ITRA, qualsiasi cosa.
nella volta sa regioni, che affinché ne comprende, però con le leggi regionali non ha gli obblighi, la mai previdio che questa chiesione in sardo e quindi non si fa niente. In anno cercavo non si deve manco sui contributi che abbiamo scritto, sappiamo a sardo, rendi conto sardo, eccetera. Oggi si canta. Quindi, come estrazioni, no, come associazioni, se uso non ha un dipendentista, se naturalmente cosa cultura sarda e conosce un metodo questa chiesti, questa sardità, soprattutto in stipendi. Prima denari se la nostra scelta faccio una considerazione di non è Sammilia, da Pulligia ma da Vazzumia e quindi lavora a noi, non mi ricordo più prescritta. Cioè noi i sardi siamo talmente tonti che pensavo che i problemi che i santi creano i continentali non sono risolvati i continentali. Cioè, questa è stata un'intesa ricortata, ma quanto è possibile? Non arrivo a pensare che viene a creare un problema non si può risolvere, magari lo peggiora. Ma è una cosa talmente elementare, non ce la faccio a comprendere, come non ce l'avevo a trasferire dai esatto, questa cosa è elementare, insomma, ecco. Tornando sul discorso delle associazioni di categoria, secondo me tocca in qualche maniera cercare di coinvolgere gli imprenditori in cui suggesti sull'oggetto cosa nostra. Sull'oggetto che si offende noi in questo momento, noi siamo possa Sardegna, però magari si scarisce da alcuna categoria. Poi gli imprenditori non lo stanno presenti. E punti importanti, una cosa importante in Sardegna, punti importanti sui pastori, come importanti tutti i agenti. Esempio, noi come associazioni si portiamo in atto una battaglia per quanto riguarda la legge regionale 28. Penso che nello Stato conoscesse di cosa si tratta. Nella scorsa legge regionale 28, a pizzo di, noi devo fare un numero, ma tutti di grosso, a pizzo di 1000 imprese finanziarie, sono a partire da 2. Forse manco 2, sono usciti perché non li conosco, imprese sponsabilizzate in tutta la chiesa. I altri appunto vanno lì a Tottusu, con un'associazione di delinquere delle 6 regioni, qualsiasi tipo di amministrazione che attende in questo momento, dessa banca e dei sponsorenti. Questa è una denuncia che non si porta in Antisi, ma se solo sul senso che appunto i 1000 imprenditori che non ti portano in Antisi, ma non tenevo su un appoggio da parte nemmeno. Ora non ho di noi come partito, cioè come del gruppo dei suoi fai che più su donai appoggio alla nostra iniziativa. Però voi però ci pensate, è una cosa che ha fatto male ai sardos, è una cosa che questo male identificato i continentali, è una cosa che questo male identificato i bancas, i continentali, devo dire i continentali, mi ricordo, è spartito, sono nazionali, è una cosa che i continentali, i bancas, tutti si chiamano a fare, sì, e tanto ascoltamente più appoggiare questo tipo di battaglia che continentali questi imprenditori, tutto rientra in questo obiettivo cosa nostra. L'ultima considerazione che va a pizzo di questa iniziativa che antilicavo Teresa, scompagno, della prima riunione di cui potevo c'è un ex sardista, mi si andava in su 94 del suo partito sardo, quando mi sono scritto un 80, ho fatto amministratori, in vita mia, in Salernità Montana, in 74 mi si andava su un momento di 94, mi sono andato su un momento che il suo partito Giorgio Lauro, il segretario d'Ando, da Vendio a San Massonia e ora ancora a San Massonia. No? Quando hanno candidato a Martelli, Valentino Martelli, in quel momento. In quel momento. Cioè, non mi sono più riconosciuto in quel partito e mi disilio. E si parla veramente di Saria indipendentista, da San Unio e Cuscio, e treballo sempre con questo obiettivo. Quindi, tornando sugli già fatto Cecilia sul gruppo su e su Viannao e Figlio Sardini, in questa riunione, dove Asinao, Emilio Lusso ha creato sul Partito Sardo dei reduci della prima guerra mondiale. Io penso che questa rifondazione del suo Partito Sardo ben già fondava dei reduci del suo Partito Sardo. Poi per reduce, sì, un mero reduce.
È una considerazione mia. Poi voglio dire una cosa. Bisogna ricordare il generale Candolfo con Voi si conta questo punto, mi permettete. Portagusto fai parte di una cosa che hai scritto, benvenuto Lovina. Vinano qualcuno, poeta, hai scritto Pocanto Vinano, che andai a leggi un passo, che dove è Pocanto Vinano, benvenuto Lovina, ha citato proprio sul discorso del generale Candolfo. Da Augusto ha scritto su momento di Solina si ha fatto s'accordo con Salvini, ha fatto un post in Facebook, ha scritto, ha pubblicato, ha scritto benvenuto Lovina e da questo Facebook. Non ha aggiunto nulla di cosa mia, e tagliato benvenuto Lovina. Quando sul partito fascista Mussolini si ne sapeva questo partito sacro di cantelli importanti in Sardegna e non ci davvia la convincia al lusso a cambiare idea e lo portare verso il partito fascista, Mussolini era un tonto a pensare, ci mando su generali Candolfo e un generale, lusso questi convenenti, quindi chi non può questione politica, su manco una questione di subalternità di chi non ha di meno. Invece sì, lusso non li ha strumenti, cosa che ne succede con Solinas e con Salvini, ti succede esattamente questa cosa, cioè sul governo italiano ha mandato, devo ragazzi, ma in fondo ha mandato a Solinas, può bloccare questa crescita del sardismo in Sardegna. Purtroppo Solinas non è il miglior lusso, e c'è cascata, l'alleanza non fa. Scusa, vorrei dire una cosa perché giustamente mi hai citato, vorrei dire una cosa. Allora hai detto una cosa bellissima quando hai detto rinasciamo dai reduci, mi fa sorridere, però se ci pensi bene, io questa cosa l'ho sempre sostenuta, noi siamo stati il primo partito come partito Salvazione e da lì ogni tanto bisticciando è nata qualcos'altro, quindi diciamo che alla fine bisognerebbe riunirci tutti quanti e questo io sono d'accordo. Ora il paragone tra Lusso e Solinas, perdonami, io non lo farei perché Solinas si è mandato da solo, lui e i suoi poteri occulti, quindi lo Stato non l'ha mandato perché non è un problema di Stato, qui l'abbibiamo anche detto, è un problema di poteri occulti. Di governo, però mentre Lusso, perché la storia dice questo, aveva anche in un certo modo mezzo avvocato perché voleva ottenere un risultato e poi si è reso conto ed è tornato indietro, Solinas se l'è proprio creata la situazione, non è che è stato vittima di qualcosa, ok? Si è creata la situazione per una questione di potere. Quindi questo è il discorso. Poi a me insomma, fa piacere se personalmente ridò contenuto a questo partito che è storico, che è il più nella Costituzionale, quello che ha detto di più, eccetera, eccetera, però sempre coi suoi limiti, perché ciclicamente tu hai parlato di massoneria, il partito Salvazione ha componenti della massoneria, il problema non è la massoneria in sé per sé, io sempre ho questa visione, è la massoneria che diventa un potere occulto e riesce a deviare la persona che è dentro un partito, qualsiasi sia, poi mette in secondo ordine i propri intenti, diciamo, cioè fa un progetto trasversale, sotterraneo, non conosciuto, che ha un progetto che ha un obiettivo completamente diverso da quello che magari le persone alla luce del sole e militando dentro un partito vogliono portare avanti. Questo è il discorso. Io ho capito bene quando tu sei andato via, perché quello è stato uno dei punti critici del partito, lo stesso. Poi io vorrei fare una domanda, perché mentre il nostro amico parlava, ha parlato di pensierini. Io non ho capito se i pensierini sono stati chiesti dai politici o dai politici. No, perché per un attimo ho pensato anche dall'amministrativo, ho detto, boh, mi sembra, può succedere, per carità, può succedere, però volevo capire questo aspetto. Ecco, queste cose sono da denunciare, cioè secondo me, lo capisco, però quando uno in modo spudorato, io dentro la regione c'erano dei rappresentanti politici di cui non faccio il nome, ma che avete conosciuto anche voi, che venivano chiamati Mister 5%, perché poi dipende da chi era, ma c'era il 5, c'era il 3, c'erano varie differenziazioni, giusto? Il 5. Questo non lo dirò mai,
Comunque è così, quindi sì, no, noi per carità, io prima ho detto facciamo una sintesi. Allora, io adesso mi permetto per quanto mi riguarda, allora noi cosa abbiamo due strade, o chiudere dicendo beh ci rivediamo e approfondiamo meglio tutti questi concetti, ok? E non usciamo sui giornali, non diciamo che abbiamo fatto questa riunione, la teniamo solo per noi, oppure usciamo e diciamo ci siamo riuniti senza dire, io propenderei più su questa seconda ipotesi, sincera, personalmente, senza dire esattamente poi quali sono le differenze che magari si sono evidenziate, ma cercando di dire invece che si è aperto un dialogo per limare le differenze e creare una nuova forza. Ecco, questo secondo me potrebbe essere una bella cosa, cioè uscire proprio con la famosa fotografia di cui... Della cartina? La cartina? No, la fotografia nostra di tutti noi con la bandiera, in modo tale che poi si dice a questo giorno hanno partecipato Tizio, Caio e Semprionio per le associazioni bla 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 e hanno deciso di... ok. Aici come pensate a stringere la Così, nuova. beh sì, per esperienza so che quando fai queste cose... Però diventa un boomerang se per un Puoi mettere anche qualsiasi questo, momento, per un qualsiasi motivo non si andasse avanti. Tranquillo, io sono la prima che vi giuro che già sto organizzando un'altra riunione, siete tutti invitati. Quindi sono già quella che sta... Non so se quella avete vista tutti no, questa no. Non l'hanno fatta adesso. Ok, quindi neanche questa, ma se vogliamo possiamo anche fare veramente la foto con la bandiera che non sarebbe male, ok? Quindi questa è la mia proposta, con la speranza di continuare il discorso.